Stato furto di rame finito in tragedia, quello accaduto poco prima delle 12 di oggi a San Giovanni al Natisone. La vittima Mbarek Aziz, 41 anni, tunisino, residente nella località friulana. L'uomo era entrato furtivamente assieme a dei complici per rubare del rame, ancora presente all'interno delle due sottostazioni elettriche di alimentazione di un capannone dismesso in via comunale del Rovere, nella zona industriale La Brava. Ma l'inesperienza ha giocato un brutto scherzo al tunisino. Questo, una volta forzata la porta, è entrato nella cabina, ha iniziato la sua missione. Nemmeno il tempo di capire, la tragedia si consuma in meno di un secondo. L'uomo, convinto dell'assenza di corrente, tocca il cavo di alimentazione. Una scarica elettrica di almeno 20.000 volt scarica, ci scusiamo per il gioco di parole, tutta la sua potenza sull'uomo. La stessa ha creato immediatamente un blackout in tutta la zona industriale e in alcune abitazioni di San Giovanni, un raggio quantificato di almeno 1 chilometro. Nel frattempo, sul luogo della tragedia si verifica la fuga di alcuni complici di etnia rom, mentre gli altri membri della squadra, tutti tunisini e parenti dell'Aziz, cercano inutilmente di strapparlo da morte sicura. Il corpo dell'uomo brucia in pochi secondi tra le urla e grida di dolore. Inutili soccorsi da parte dei sanitari. Sul posto, per i rilievi di legge, la pattuglia della locale stazione dell'Arma dei Carabinieri, coadiuvata dai colleghi di Palmanova e dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Cividale del Friuli. Bonifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco, giunti da Cividale, Udine e Gorizia. Quel che rimane della vittima, una volta ricomposto, è stato trasportato nella cella mortuaria dell'ospedale civile di Palmanova a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre gli altri componenti della banda sono stati condotti presso la stazione Carabinieri di San Giovanni per gli interrogatori e le indagini di polizia giudiziaria. I tecnici dell'Enel hanno riattivato la linea elettrica solo dopo le 15:30.